Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con la velocità da parte di Frullino che prova a scavalcare Faith di Poggio, il quale però rientra. Subito bene dalla seconda fila First Choice che punta in avanti, sbaglia Frullino. First Choice che prova ad andare a chiedere strada a Faith di Poggio, i due più attesi 4, subito nelle prime posizioni, 200 metri addirittura in 16,9 con First Choice che attacca Faith di Poggio, i due che si staccano in lotta nei confronti di Felix e K. Alla fine passa First Choice, Francesco Facci non vuole esagerare e galoppa First Choice. Così rimane al comando Faith di Poggio 9, nei confronti di Felix e K. Sbagliato anche Frankenstein Matto che era in terza posizione. Così rimane 10, Fante Petra al terzo, squalificato, che precede il 6 di Fatu di Poggio, quindi Faster Boy Ri, ancora Frank OP. La retta opposta alle tribune si affaccia Felix e K su Faith di Poggio, gli 800 se ne vanno in 1-2,5 con il battistrada che fa buona guardia e si mantiene al comando. Felix e K in seconda posizione, in terza rimane Fante Petral precedendo Fatu di Poggio, quindi via via gli altri a metà gara in 1:18,3, tutti incolonnati in una lunga fila indiana. Faith di Poggio al comando nei confronti di Felix e K, poi Fante Petral, quindi Fatu di Poggio, ancora Faster Boy Ri, quindi Franco P. 1:34,1 in 1200 con una frazione in 15,8 sotto alle tribune. Faith di Poggio che prosegue da leader, Felix e K che è nella sua scia, poi Fante Petral, si scopre Fatu di Poggio a 600 dalla conclusione, ancora frazione comoda in 15,8 per la piegata di destra. Fatu di Poggio raggiunge Fante Petral e prova a progredire, intanto sposta anche Felix e K e prova ad andare all'attacco del leader Faith di Poggio. 15,2 la retta opposta alle tribune, Faith di Poggio in vantaggio, Felix e K che ci prova il suo esterno, per il momento non guadagna, poi Fatu di Poggio insieme a Faster Boyri quando siamo all'ingresso della addirittura d'arrivo. Faith di Poggio è in vantaggio, Felix K nella sua scia, poi Fatu di Poggio e Faster Boyri, Faith di Poggio nel finale, allunga in scioltezza e con totale disinvoltura viene a vincere nei confronti di Felix e K e Fatu di Poggio. 2,76 in numeri, i primi tre a transitare sul traguardo, 1,17,9 con 29,7 per gli ultimi 400 metri. Francesco Facci per il team Elert e i colori della scuderia Wave per Faith di Poggio, un International Money targato Germania che vince come vuole in percorso di testa dopo la rottura di First Choice. Via libera per Faith di Poggio che vince nei confronti di Felix e K e di Fatu di Poggio.